C'entro anch'io, c'entro anch'io. Bentrovati alla prima puntata della nuova edizione di Centro Anch'io, la quarta edizione qui su Teletutto. E come sempre il proverbio dialettale tra pochissimo, ma ora vi raccontiamo un'opera d'arte. Iniziamo questa stagione con un'anfora contenuta nel Museo di Santa Giulia. Restate con noi. L'anfora attica a figure nere attribuita a Psiax fu scoperta nelle necropoli etrusche di Vulci nella Maremma laziale durante una serie di campagne di scavo effettuata a partire dal 1828. È rivestita da una vernice nera lucente decorata con la tecnica delle figure nere, presente a 2 metope con scene tratte dalla mitologia greca. Sul lato A è rappresentata la prima fatica di Eracle, l'eroe lotta contro il leone di Nemea, Atena, dea della guerra e protettrice dell'eroe, è invece raffigurata mentre assiste alla scena. Sul lato B sono riconoscibili Dioscuri, Castore e Polluce mentre salutano i genitori Leda e Tindaro. Di nuovo qui, siamo prontissimi per iniziare col proverbio di oggi. Suocera e nuoro, guerra denter, pace fero. Sentiamo che ne sanno di questo i clienti della Cremeria Italia in via Ponte Crotte a Brescia. Potrebbe di chi, sono il cuore di chi, con la suocera che è sempre andata a corde, sono sempre una guerra, sono detto un po', Guerra sia dentro che fuori. se ti mi d'accordo con la suocera è una guerra, con la fonna e con la suocera, Ma lei ha la suocera. non l'ho più, Ah. volevo bene come a mia mamma. Allora è andato bene, lei è stato fortunatissimo. Vabbè. E con la moglie tutto bene? Tutto regolare al massimo, poi che vado in bici, perciò lei è sempre a posto. Certo, è tranquilla, no? Sa che- Lei fuori dalle scatole. Giusto. Io non sono in una situazione così. Bravo, e subito si smarca Gianfranco. Cosa Perché non c'è la suocera. No, perché vado d'accordo. Ma benissimo, è una cosa bella, per carità, ci sono anche cose così, ci mancherebbe altro. Devo rispondere. In sé cosa significa questo proverbio? Questo detto più che proverbio. Non lo so davvero. Perché vivi in paradiso tu Gianfranco. È vero. Buon caffè. Grazie. Mora suocera, pace dentro e guerra fuori. Guerra dentro, pace fero. Guerra dentro, pace fuori. Ma dentro e fuori cosa? Non lo so. Lei è suocera? No. Non è neanche nuora? Sì, nuora sì. Ma mia suocera sta a 800 km, per cui andiamo d'accordo. La distanza aiuta. La distanza aiuta. E tra suocera e nuora si fa finta di andare d'accordo, ma dentro ci si odia. Sì, ma non è sempre così, vero? No, anzi mai, raramente. Raramente proprio no, però ogni tanto ci sono le mosche bianche, diciamo così. Bene, bravo, quindi vabbè, non entro nel personale, eh. No. Per carità. Buona colazione. Grazie. Torniamo in Piazza Loggia per chiudere questa prima puntata. Suocera nuoro, guerra denter, pace fero. Era abbastanza intuitivo, vero? Suocera e nuora si sa che non vanno d'accordo, però in casa si fanno la guerra, ma esternamente fuori, agli occhi delle altre persone, devono essere sempre in pace, quindi andare molto d'accordo. Grazie, appuntamento alla prossima.